Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. Per quanto riguarda l'appuntamento con lo sport, si è appena conclusa la partita tra Udinese e Frosinone, 0-0, non è stata una bella partita per chi l'ha seguita in televisione. Immaginiamoci che era allo stadio per noi come Enzo Cataruzzi, che vedo già collegato, al quale cedo immediatamente la linea per raccontarci questa partita, insomma uno 0-0 soporifero, verrebbe da dire, no? Ma io direi una partita imbarazzante sotto tutti gli aspetti. Un Udinese che non c'era, inconcludente, e Frosinone ha fatto il suo, un arbitro non all'altezza della situazione, 2 rigori dati e non dati, il VAR che non ha funzionato, insomma non è stata una partita, diciamo così, piacevole, non ha riconciliato il calcio con i tifosi. Certamente l'Udinese può stare contento sempre dei 13.199 abbonati, che però alla fine c'è stato anche un battifischio e quindi questo dovrebbe fare pensare molto alla società. Senti, nel primo tempo abbiamo visto veramente qualcosa di imbarazzante, no? Dove i giocatori si sono un po' pestati i piedi fra di loro e forse il Frosinone poteva anche passare in vantaggio, e se passava in vantaggio non c'era nulla da dire, no? Almeno quello che ho visto io dalle immagini, dalle riprese televisive. Su questo sicuramente, sulla parte sinistra dove c'era il Camarà, mi pare è stato un disastro totale. Non solo, ma non avendo la difesa registrata e all'altezza della situazione, anche il portiere Silvestri è apparso molto incerto, qualche uscita a vuoto, qualche incertezza, insomma è un miracolo che abbiamo portato a casa questo pareggio, che comunque sia giusto, perché anche il Frosinone non ne ha combinate molte. Se non altro ha cercato di fare la sua partita, ha cercato di imporre il suo gioco, ma l'Udinese il gioco non ne ha, e questo mi pare che anche Sottil dovrà pensarci molto per capire se deve affrontare il campionato in queste condizioni senza avere una squadra con un gioco definito. L'Udinese pare ancora essere in allenamento, non ha capito che la situazione non è delle migliori, e speriamo che la prossima partita, che comunque sarà molto difficile, ma sarà dopo lo stop del campionato per la partita della nazionale, insomma porti consiglio, perché non ho visto una squadra determinata, è stata aiutata anche dagli errori un po' a centrocampo di tutte e due le squadre, ma comunque il Frosinone ha cercato fino all'ultimo a portare a casa i 3 punti, mentre l'Udinese, nonostante qualche folata, insomma, anche interessante, ma non ha entusiasmato lo stadio, questo è sicuro. Senti, nel secondo tempo c'è stata la grande occasione, no? L'arbitro aveva concesso in un primo momento il calcio di rigore, che chiaramente era già impossibile darlo vedendo l'azione dal vivo. Chiaramente poi al rallentatore è stato dimostrato che era un fallo contrario, e da lì magari ci si aspettava, no? Qualcosa, qualche reazione, qualche spinta. Poi dal 20° del secondo tempo fino al triplice fischio finale abbiamo vissuto veramente nella noia più totale. Qualcuno diceva, mentre vedevo la partita, ascoltavo, facevo un po' di zapping, diceva che stiamo pagando ancora la fase preparatoria, perché la squadra è ancora imballata e ci vorrà forse ancora 1 o 2 partite per vedere la vera Udinese. Certo che, come hai detto tu, adesso c'è la pausa della nazionale, per fortuna l'Udinese, almeno per quanto riguarda la nazionale, non ha giocatori convocati per gli impegni delle qualificazioni europee, però alla ripresa del campionato si va in Sardegna contro il Cagliari. Il Cagliari, se Frosinone già ha messo, come si dice, il coltello fra i denti, perché deve fare punti adesso per poi magari gestire la fase finale, immaginiamoci cosa potrebbe succedere tra 15 giorni nella trasferta in Sardegna, no? Sarà una trasferta molto insidiosa, ma io penso che in questi 15 giorni di stop
il suo team dovrà registrare solamente la squadra. Interessante Bijol, interessante anche Luca, per il resto non riesco a dare una sufficienza. Bijol Senti Enzo, sì. mi è sembrato il migliore dei nostri. Anche Luca ha fatto un primo tempo buono, poi si è smarrito perché questo Grigiore io penso non poteva fare altro. Mm-hmm. Senti, hai avuto occasione magari nell'intervallo, prima del collegamento a fine partita, hai avuto la possibilità magari di parlare con qualche collega lì in tribuna stampa, scambiare quattro chiacchiere, Sì. per sentire anche la viva voce degli altri, diciamo così, per mettere un po' insieme il puzzle? Ma guarda, i colleghi sono dello stesso parere nostro, cioè una squadra che non è completa, che ha venduto molto, che non è ancora attrezzata, anche gli ultimi colpi di mercato probabilmente saranno interessanti, ma non abbiamo visto, ma anche perché sono arrivati ieri, quindi forse la prossima volta vedremo qualcuno di nuovo in campo, però insomma tutti stanno aspettando la buona stella, si dice ma speriamo ci vada bene, un rigorino qua, un autore là, ma non nutrono grandi speranze per ora, anche se come tifosi sappiamo benissimo che dobbiamo sperare fino in fondo, perché può darsi che dopo la pausa della nazionale può darsi che una registrata venga data e comunque sia, come dici tu, sono le prime partite e dobbiamo un po' essere un po' anche critici anche per spronare la squadra. Certamente. Senti, l'augurio è che si riveda, diciamo così, il canovaccio dell'anno scorso, ma al contrario, no? Partenza così come il finale del campionato e magari dalla metà del campionato rivedere quell'Udinese che avevamo visto proprio l'anno scorso fino ai mondiali del Qatar, no? Cioè una squadra che veramente macinava gioco, che aveva grinta, che voleva vincere le partite e giocava, come si dice, col coltello fra i denti. Chiaramente non possiamo dopo 3 partite già cospargersi, come si dice, il capo di cenere, però diamo tempo al tempo. Però ripetiamo, se il buongiorno si vede dal mattino, di certo si spera che arrivi subito il buio. La fortuna è che Samas è rimasto qui e comunque sia è un pilastro di questa Udinese sicuramente. Poi vedremo Luca che maturerà senz'altro e poi oggi la giornata di Wallace non è stata proprio delle migliori perché non ha giocato nella posizione dove lui gioca sempre, la difesa non è stata registrata, per cui io penso che ancora ripari soprattutto in difesa, perché come dico Luca è molto interessante, potrebbe darsi delle soddisfazioni, però non abbiamo un suggeritore, cioè non c'è un Pereira in sostanza, no? Uno che può fare un gioco così di ragnatela e di far partire prima o dopo i vari attaccanti. No? Poi diciamo che sulla parte sinistra Camarà è stato imbarazzante, non è indovinata una, forse probabilmente aveva una brutta giornata, però insomma io penso che un pareggio ci stia giusto. L'importante, come si dice, è muovere la classifica e questa è un po' anche la circostanza che ci viene data perché non c'è altro da dire. Senti, però prima di concludere ho notato una cosa, che la musica a manetta a fine partita allo stadio è sempre sparata, no? In modo tale che c'è molta anche difficoltà poi a fare i collegamenti. Ci scusiamo con i nostri amici vicini e lontani che ci stanno ascoltando, non è un problema nostro, ma se la musica chiaramente è sparata a palla automaticamente va a fare interferenza per quanto riguarda il microfono e anche il cronista che si trova sul posto ha difficoltà magari a relazionare con un audio perfetto. Comunque grazie Enzo come sempre, noi ci diamo appuntamento con te poi per la settimana per gli appuntamenti che accadono e accadranno in Friuli Venezia Giulia. Ricordiamo ancora il risultato finale, Udinese Frosinone 0-0. Per quanto riguarda questo speciale è tutto, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Sono le 20:38 per chi ci guarda in diretta, qualche minuto dopo per chi ci guarderà in differita. Mandi, alla prossima. Dallo stadio Friuli, mandi alla prossima. È sempre forza Udinese ovviamente. Chiaramente, quello è automatico.